Nel Kosovo del Nord, malgrado lo sforzo della diplomazia internazionale, si inasperisce lo scontro tra serbi e albanesi. L'armonia e la comunità delle fedi religiose in Albania, un'esperienza storica positiva del paese delle Aquile. Un efficace sistema per prevenire e arginare gli incendi boschivi inventato in Puglia ed esportato nei Balcani. La sceneggiatrice bosniaca Elma Tataragic racconta l'incontro con il cecchino che l'aveva ferita durante la guerra. Riga, la capitale della Lettonia, valorizza e trasporta nella modernità la propria tradizione urbanistica legata all'Art Nouveau. Una polveriera e alcuni personaggi che ci girano intorno con un fiammifero. Questa, oggi, è la situazione nel Kosovo del Nord, area abitata da una consistente minoranza serba. Da 3 settimane i serbi dell'area di Kosovska Mitrovica, con dei blocchi stradali, impediscono la circolazione tra il Kosovo e la Serbia. Manifestazioni iniziate dopo che il governo di Pristina ha imposto la reimmatricolazione con targhe kosovare delle automobili degli appartenenti alla minoranza serba. Atto non accettato da Belgrado, che considera il Kosovo ancora una provincia serba. Nei giorni scorsi ci sono state sparatorie, per fortuna senza feriti, tensioni e manifestazioni. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha mobilitato l'esercito, schierando addirittura una batteria di obici. Le nuove barricate dei serbi del Kosovo sono nate 2 settimane fa in seguito all'arresto di un ex poliziotto serbo-kosovaro, Dejan Pantić, accusato di atti di terrorismo per aver assaltato la commissione elettorale kosovara, che è incaricata di organizzare nuove elezioni locali in quei 4 comuni dove i sindaci serbi hanno rassegnato le dimissioni per protestare contro l'inizio delle sanzioni per chi ancora circola con una targa serba in Kosovo, una crisi che poi era stata successivamente risolta senza appunto il reintegro nelle istituzioni dei serbo-kosovari. A gettare acqua sul fuoco è stato il tribunale di Pristina, che ha concesso gli arresti domiciliari all'agente serbo arrestato. Vučić poi, da parte sua, ha convinto i capi della minoranza serba a togliere i blocchi stradali, atti che per il momento dovrebbero congelare il conflitto. A separare la polizia kosovara dai manifestanti serbi sono i militari della missione KFOR della NATO e le forze di polizia internazionali. Tra questi ci sono poco meno di 1000 carabinieri e soldati italiani. La missione KFOR è comandata dal generale Angelo Michele Ristuccia. L'Unione Europea sta mediando tra i governi di Pristina e Belgrado. La comunità internazionale non sta imponendo delle soluzioni, sta piuttosto reagendo a quelle che sono le varie crisi che si sono susseguite negli ultimi mesi. Quello che sta facendo quindi è di volta in volta ripristinare lo status quo, e ciò va a tutto beneficio di chi trae maggior vantaggio da queste crisi che sono mi viene da dire realizzate a tavolino e sfruttate per fini meramente politici, ovvero il presidente serbo Aleksandar Vučić da un lato e il premier kosovaro Albin Kurti. Quindi una reiterazione dello status quo che va a tutto vantaggio dei 2 gruppi che si contrappongono con continue retoriche nazionaliste e che non portano verso la riconciliazione, e a tutto svantaggio invece dei cittadini del Kosovo, di entrambe le etnie. La crisi in Kosovo preoccupa la NATO e l'Unione Europea per i possibili collegamenti con la guerra in Ucraina. Aleksandar Vučić non ha mai rinunciato all'alleanza con la Russia di Vladimir Putin. Il ruolo del Cremlino nell'attuale crisi, nonostante sia uno dei principali alleati della Serbia di Aleksandar Vučić, è un ruolo di secondo piano. Non c'è infatti un ruolo diretto della Russia di Putin, che essendo già impegnata nella campagna militare in Ucraina è piuttosto interessata a sfruttare indirettamente le conseguenze dell'instabilità generata a causa del dossier kosovaro nei Balcani, quindi a sfruttare l'instabilità che può portare a una brusca frenata innanzitutto del processo di allargamento europeo e atlantico di tutta la regione.
Kosovo, nella Jugoslavia di Tito, era una regione autonoma della Serbia, autonomia che Slobodan Milošević cancellò con una violenta repressione degli albanesi che finì nel 1999 con i bombardamenti NATO di Belgrado. Il Kosovo ha proclamato la propria indipendenza nel 2008. L'Albania è considerata un modello per il dialogo fra religioni diverse. La maggior parte degli albanesi, circa il 60%, è di origini musulmane. I cattolici sono il 10%, gli ortodossi circa il 7%. Parliamo di origini familiari, poiché oltre 40 anni di ateismo di Stato, sino al 1990 imposto con la forza, hanno inciso profondamente e i praticanti delle varie confessioni sono molti di meno. Ad ogni buon conto, ora come nei secoli passati, le diverse fedi hanno sempre convissuto pacificamente, in virtù anche delle tradizioni e della cultura albanese. Uno dei principi basilari del Kanun, l'antico codice d'onore albanese, era proprio l'accoglienza dello straniero. L'Albania è stato anche l'unico paese occupato dai nazisti in cui oltre 2000 ebrei provenienti da tutti i paesi balcanici sono stati nascosti dalla popolazione e protetti dalla deportazione nei lager. L'Albania è tra i stati giusti, dei giusti, no? E va avanti a esserlo perché questa giustizia innanzitutto è nell'armonia. L'Albania credo che abbia un'esperienza di armonia interreligiosa unica, per cui noi portiamo alla comunità europea, alla comunità internazionale, quindi non solo riceviamo, ma soprattutto portiamo ciò che manca oggi, che è questo dialogo interreligioso fatto non nella tolleranza, nella sopportazione, ma nell'amore reciproco per il bene comune e per il bene gli uni degli altri. Si dovrà parlare in Albania più di un'armonia religiosa, perché è una cosa differente da altri paesi. Per noi l'armonia viene da basso, dalla convivenza della gente tra di loro. Non è qualcosa che viene dai leader dall'alto, è una cosa di tutti i giorni. Per esempio una dimostrazione di questa è il numero grandissimo dei matrimoni misti. C'è un rapporto molto buono fra le comunità delle varie religioni. Questa ormai è diventato una cosa molto naturale in Albania. Noi conviviamo ormai da molto tempo. Qual è la vostra posizione sul conflitto in corso fra Russia e Ucraina? Noi come comunità abbiamo sempre pregato per la pace. Ogni volta che noi abbiamo l'occasione riusciamo a fare la preghiera per la pace anche fra Russia e Ucraina. E a sintetizzare questo desiderio di armonia e di pace degli albanesi c'è la figura di Santa Madre Teresa di Calcutta. Oggi siamo nella situazione dove vogliamo ancora di più mettere in rilievo figure importanti conosciute nel mondo non solo cattolico ma universale, come la figura grande di Santa Madre Teresa. Tant'è vero che anche insieme allo Stato albanese vogliamo costruire un santuario nelle colline della città di Tirana, perché sia un simbolo di richiamo, di pace, di carità, di unione per tutto il mondo, e così anche soprattutto identifichi di nuovo l'Albania come un simbolo della pace. Promontorio del Gargano. 30 ettari di area boschiva bruciano per giorni. È solo uno degli incendi in un'estate caldissima. In Grecia le fiamme divorano le foreste del Parco Nazionale Dadia, al confine con la Turchia, e danneggiano l'isola di Lesbo. Altri devastanti roghi colpiscono le aree centrali della penisola balcanica, tra Kosovo e Macedonia del Nord. E sono proprio questi paesi a voler sperimentare un innovativo sistema tecnologico di previsione e gestione degli incendi boschivi progettato dal CMCC di Lecce, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, il sistema Ophidia. Il sistema è basato su sensori wireless, sensori posizionati sugli alberi, e consentono a questi sensori di
visualizzare e determinare lo stato di salute delle piante, determinare se in prossimità si sta sviluppando un incendio, e in più abbiamo realizzato un sistema che consente alla protezione civile di capire se nel giro di 72 ore c'è una probabilità di rischio incendio. La parte sensoristica, e chiaramente ci sono anche videocamere, droni, produce una mole di dati che vengono raccolti presso il nostro supercomputing center del CMCC, vengono elaborati e vengono praticamente generati tutta una serie di informazioni utili alla protezione civile per capire lo stato del sito boschivo. Il sistema è attivo in alcune zone a rischio in Puglia, il Parco dell'Alta Murgia, la Riserva Naturale Le Cesine e il Parco Naturale Litorale di Ugento. A maggio dell'anno scorso è terminata la sperimentazione di 30 mesi condotta nella regione dell'Epiro, nell'ambito del programma Interreg Grecia-Italia 2014-2021. Ora è la Macedonia del Nord a voler portare nei propri parchi il tecnologico sistema di prevenzione. Inizia un gemellaggio che porta prima i ricercatori pugliesi a Ohrid per un simposio internazionale su ambiente e agricoltura, poi i colleghi macedoni e kosovari a Lecce lo scorso 25 novembre. L'intento è quello di trasferire le competenze, soprattutto l'esperienza di Ophidia, nei Balcani. Paesagните vrednosti. Il nostro obbligo come parco nazionale è quello di tutelare l'ambiente. Noi vediamo una grande possibilità di collaborazione prima di tutto nel settore ambientale, ma anche in altri ambiti. Siamo veramente interessati alle vostre tecnologie innovative. Intervenția. La delegazione è stata ospitata nelle aule del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, dove si trova il supercalcolatore capace di elaborare i dati dei sensori posizionati sugli alberi, un enorme cervello elettronico che cattura l'attenzione dei ricercatori balcanici. Noi vorremmo attivare dei corsi universitari in collaborazione con i docenti e i ricercatori di Lecce per ampliare la nostra offerta formativa. C'è la possibilità, inoltre, che il CMCC possa donarci alcuni strumenti che non utilizza più. In questo modo noi potremmo offrire ai nostri studenti la teoria e la pratica. Tra i progetti futuri ce n'è uno che vogliamo annunciare. È la visita di una delegazione italiana nel parco di Mavrovo, il più grande e ricco di biodiversità in Macedonia. Gli italiani possono trasmettere le loro conoscenze, il loro know-how per proteggerlo. Pitanje broj 18. Vaša najgora uspomena? U školi. Nel gioco delle coppie rompe il passato, i due che stanno testando le proprie affinità scoprono che durante la guerra a Sarajevo abitavano nello stesso quartiere ma erano su fronti opposti. La tensione cresce con il ritmo di un giallo fino a quando la protagonista capisce esattamente chi è l'uomo che le sta di fronte. La sceneggiatrice dell'uomo più felice del mondo è Elma Tataragic, autrice fra le più attive nella scena cinematografica bosniaca, qui alle prese con l'argento vivo. La storia narrata nel film, infatti, è la sua storia. Io sono stata ferita durante la guerra e anni dopo la fine dell'assedio, in un laboratorio di teatro, ho incontrato un ragazzo che con ogni probabilità era proprio quello che mi aveva sparato. Ho cercato a lungo il modo di raccontare questa storia, perché è una storia incredibile ed è difficile inserire in un film una storia incredibile in modo che sia convincente. Da bambina, per tutti gli anni dell'assedio, Elma è rimasta con la sua famiglia a Sarajevo. Il nostro appartamento era a Dobrinja, dove c'è l'aeroporto, lì c'era la prima linea. E ho sempre pensato che quando avrei incontrato la persona che mi aveva ferito, avrei sentito qualcosa di molto netto, di terribile. Ma nella vita non è come nelle favole, è più complicato. Quello che mi ha colpito è capire che quella persona in una vita diversa avrebbe potuto essere molto simile a me. Avremmo potuto ascoltare la stessa musica,
Se non ci fosse stata la guerra, se la Jugoslavia si fosse dissolta in maniera pacifica, avremmo anche potuto essere buoni amici. Diretto dalla macedone Teona Strugar-Mitevska, l'uomo più felice del mondo si basa su un paradosso. Per essere felice, spiega la Tataragic, devi essere in pace con il tuo passato, cosa che per il protagonista è impossibile. Noi non ci confrontiamo con il passato, non parliamo di queste esperienze, non sappiamo cosa hanno passato gli altri e loro non sanno cosa abbiamo passato noi. D'altro canto viviamo ancora insieme e a prescindere da quello che dice la politica, credo che esista lo spazio per superare quello che è successo. Non credo di essere una sognatrice. Penso che esista la possibilità di vivere ancora insieme, perché di fatto stiamo di nuovo vivendo insieme. Girato a Sarajevo in Macedonia del Nord, fra le interpreti dell'uomo più felice del mondo c'è Mona Muratovic, sarajevese, celebre attrice di teatro e di cinema. Io interpreto una ragazza con i capelli rossi, infuocata, Sabina, che per tutto il tempo in cui si svolge questo dramma in un hotel di Sarajevo non capisce, non si interroga su quello che sta succedendo ai due protagonisti. La narrazione procede su due piani paralleli. Io sono cresciuta nello stesso quartiere di Elma. Da un lato la guerra è un tema che non vorremmo più affrontare, d'altro canto però sono rimaste aperte così tante questioni, c'è ancora così tanto dolore, sofferenza psicologica, che per noi resterà un tema sempre attuale. Per la generazione che è cresciuta durante l'assedio di Sarajevo, la guerra in Ucraina è la riedizione di un film dell'orrore. Una guerra non finisce facilmente, anche se smettessero di sparare adesso. Ci vorrebbe molto tempo. Noi sappiamo quanto ci vuole per ricostruire fisicamente e psicologicamente. È un processo che richiede molti anni. Ogni guerra produce movimenti tettonici nella cultura, nella società, anche nell'anima di una persona. Koliko je bliska I topla vaša porodica? Benvenuti al Museo dell'Art Nouveau, in cui si rivive l'atmosfera della vita all'inizio del Novecento. Siamo all'epoca della seconda rivoluzione industriale, dell'esplosione delle scoperte scientifiche. Le innovazioni tecnologiche come il telefono, l'acqua corrente e calda entrano nelle case della piccola e media borghesia. La società si sta modernizzando e anche l'arte vuole essere in linea col suo tempo. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento lo spirito dell'Art Nouveau si diffonde in tutta Europa. A Riga fiorisce lo Jugendstil e tra il 1899 e l'inizio della Prima Guerra Mondiale si costruiscono 750 edifici. Riga è una città portuale in forte sviluppo a inizio Novecento. In poco tempo diventa la terza città più importante dell'impero zarista dopo Mosca e San Pietroburgo. In 15 anni vengono costruiti 750 edifici nello stile al tempo più in voga, diventando così una delle capitali dell'Art Nouveau e oggi patrimonio dell'UNESCO. Il museo è stato aperto nel 2009 nell'edificio dove fino al 1907 è vissuto l'architetto Konstantin Pekshens. La casa è un esempio di come si cercava di portare la bellezza e le forme morbide in ogni aspetto della vita quotidiana, dall'arredamento all'oggettistica, dalla ceramica ai vetri e ai tessuti. Il museo si trova nella via Alberta Jela, un vero e proprio museo a cielo aperto con i più bei esempi dell'architettura dello Jugendstil lettone. Qui troviamo anche i palazzi progettati da Mikhail Eisenstein, ingegnere civile e padre di Sergei, famoso regista della corazzata Potiomkin. È stato progettato da Eisenstein anche il più celebre palazzo che raggruppa tutte le caratteristiche dello Jugendstil eclettico righese, a cominciare dalle figure mitologiche che si intrecciano con quelle geometriche, le ghirlande, i pavoni e le aquile.
Sono una ventina gli edifici costruiti da Eisenstein e nonostante questo rappresentano solo una piccola parte dell'architettura Art Nouveau lettone, che si distingue per la ricchezza delle decorazioni, gli immancabili elementi botanici, le civette, i pavoni, le maschere. Sono decorati così tanto che qualcuno li chiama pasticcini francesi. L'Art Nouveau piace molto perché rappresenta il buon gusto delle persone di inizio secolo. È un ritorno alla natura e contemporaneamente rappresenta il progresso. Pensate che il concetto del riciclo e del riuso è stato già inventato proprio con l'Art Nouveau. E proprio come all'inizio del Novecento, anche oggi l'anima storica di Riga deve saper convivere con le esigenze di una città moderna di respiro europeo. Ne è convinto il sindaco Martin Stakis, che si è affermato per la sua visione di uno sviluppo urbano sostenibile fondato sulla neutralità climatica. Dobbiamo trovare un compromesso fra la tutela del patrimonio UNESCO e il futuro green. Secondo uno studio dell'Università di Harvard, il centro di una città è destinato a spopolarsi se si concentrano qui servizi che in futuro saranno gestiti da remoto, perché questa è la tendenza. Il futuro è un centro verde con piste ciclabili e valorizzare il patrimonio culturale con tanti eventi, dove la gente possa incontrarsi e vivere la città.